pickpocket! Da attenzione pickpocket a "e se gioco io, dai, andiamo dai". Monica Poli, famosa per la sua lotta insieme al gruppo dei cittadini non distratti contro i borseggiatori a Venezia, ha intrapreso una nuova battaglia, quella contro gli scatolettisti, posizionati sui principali ponti della città. Ormai mi chiamano anche loro pickpocket, mi riconoscono, si alzano e vanno via. Ecco, l'ho già fatto 2 volte, continuerò a farlo perché purtroppo per loro, anche se le forze dell'ordine, perché vengono fermati, perché abbiamo anche letto sui giornali, c'è solo una multa per violazione del suolo pubblico e il sequestro magari della pallina o dei soldi. Però per affrontare questa tematica sinceramente ci vuole poco. I ponti sono 4 dove loro vanno. È l'esasperazione che ha portato Monica a lottare contro il degrado a Venezia e i truffatori se ne guardano bene dal contrastarla. Lo faccio perché amo la mia città e amo i turisti perché logicamente bisogna tutelare i turisti, bisogna tutelare i cittadini e quindi è una cosa che ci viene dal cuore, ecco. Così come la lotta ai borseggiatori, che ha dato ottimi risultati. Abbiamo visto, grazie all'ex prefetto di Bari, alla task force che c'è stata da parte dei carabinieri e delle forze dell'ordine, una diminuzione dell'80%. C'è sempre qualcuno che arriva, logicamente noi diciamo massima attenzione soprattutto anche negli autobus. Però continuiamo a monitorare. Ieri ad esempio ce n'erano 2 arrivati in stazione, subito fermate, portate via dalla Polfer che ringraziamo e diciamo che ogni stazione credo che sia una delle stazioni più pulite tra virgolette delle città d'Italia, si può stare tranquilli.